Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV, benvenuti a una nuova edizione di TG Daily. Vediamo la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano digitale che arriva ogni sera via email e via WhatsApp. Vi ricordo è gratuito, basta iscriversi. Ci sono anche il canale Telegram e il canale WhatsApp. Temporali in arrivo su tutto il Veneto. Preoccupa il meteo per le prossime ore. In Veneto dichiarato il livello di preallarme, criticità arancione per temporali su tutto il territorio regionale. Vediamo l'articolo sul sito dailyverona.it. Si prevede un primo impulso temporalesco, perturbazioni fra domenica e primo mattino di lunedì 7 luglio, poi una parziale pausa nelle ore centrali di lunedì e un secondo impulso nel pomeriggio sera di lunedì e primo mattino di martedì con fase più intensa dalla serata e poi questa perturbazione dovrebbe andare in diminuzione. Incidente stradale a Peschiera, 3 auto coinvolte, 7 feriti, successo intorno a mezzogiorno sulla strada regionale 11, un ferito grave, coinvolti altri in modo minore, sul posto il 118 con ambulanze ed elicottero. Cronaca, arrestato a Verona un 41enne condannato per violenza sessuale. Condanna oltre 6 anni di reclusione relativa a fatti commessi fra il 2019 e il 2020 a Nuvolale Rocca. Rintracciato e arrestato anche un 37enne condannato per rapina. Goletta dei Laghi, Legambiente denuncia l'overtourism sul lago di Garda. Dal 2014 presenza in crescita del 27% nei comuni rivieraschi, più 49% sulla sponda veronese e Legambiente propone 10 azioni per un turismo più sostenibile e le vediamo: sviluppo di una mobilità integrata intermodale, introduzione di una regolamentazione sugli affitti brevi, definizione di capacità di carico turistica per ciascuna località, destinazione vincolata dalla tassa di soggiorno al miglioramento dei servizi pubblici e delle infrastrutture locali, sistemi di certificazione per le destinazioni e gli operatori, creazione di tavoli d'ascolto permanenti e partecipati, diversificazione dell'offerta turistica per ampliare il target di visitatori e ridurre la concentrazione nei periodi di alta stagione, rimodulazione delle attività promozionali, rallentare la comunicazione su località già sovraesposte, disincentivare l'escursionismo organizzato di massa e diffusione di vademecum per i visitatori. Queste insomma alcune delle informazioni, delle proposte. Trovate tutte le informazioni nell'articolo. Nuova piazza del Porto a Parona, domani sera l'assemblea per presentare il progetto da 450.000 euro per trasformare la piazza in uno spazio pedonale vivibile con nuove pavimentazioni e soluzioni per il deflusso delle acque. L'appuntamento è nella sala civica di Parona alle 20:45 lunedì 7 luglio. Continuiamo con le notizie, sempre dai quartieri. Porto San Pancrazio, cinema all'aperto al Jarol Grande per i prossimi 3 lunedì di luglio. In provincia, ospedale di Bussolengo, lavoro in corso per oltre 3 milioni di euro, terminata la ristrutturazione del quarto piano che ospiterà dal 2026 l'ospedale di comunità. Ora al terzo piano si lavora per l'unità di riabilitativa territoriale. Nuovo sostenibile asilo per San Giovanni Lupatoto, l'assessora Lerin dice un aiuto per le famiglie, ma sentiamo le sue parole. San Giovanni Lupatoto è pronto per avere un nuovo asilo nido, tra l'altro tutto sostenibile, tutto in legno. Avremo un nuovo asilo nido interamente sostenibile e i lavori stanno procedendo con grande intensità, sono arrivate anche già le pareti mobili in legno, quindi c'è soddisfazione da parte dell'amministrazione che vedrà la nascita di una nuova struttura dedicata alla prima infanzia che insieme all'altro nido comunale e alla scuola dell'infanzia Giovanni XXIII costituirà un polo dell'infanzia su San Giovanni Lupatoto. È un segnale positivo anche per le famiglie che potranno contare su questo aiuto. Assolutamente, quest'anno abbiamo avuto 98 domande all'interno del nostro nido comunale, soddisfatte solo una trentina, ma con il prossimo anno educativo molto probabilmente riusciremo ad accogliere altre 54 famiglie, quindi un impegno importante, una risposta concreta alle numerose famiglie del territorio lupatotino.
Continuiamo con l'economia. Tempi di vendita degli immobili, media nazionale a 109 giorni, Verona a 113, Bologna e Milano restano le più veloci, Genova si conferma la più lenta, nell'Interland delle grandi città il tempo si allunga a 142 giorni, a Verona in provincia siamo sui 125. Rinnovo contratto nazionale e funzioni locali, la CISL FP avverte il tempo è scaduto dopo oltre 400 giorni di trattativa e 11 incontri, il sindacato chiede la firma immediata per 480.000 lavoratori e lavoratrici di comune, province, regioni e città metropolitane. Dermatite nodulare, forte preoccupazione per il settore dell'allevamento, dalla Sardegna dove è partito il virus e si è spostato nel nord Italia. Il Ministero della Salute ha imposto zone di restrizione e sorveglianza che comprendono anche le province di Verona, Padova, Vicenza e Rovigo. Sport, il Lago di Garda ospita i mondiali MOT 2025, spettacolo velico a Malcesine dal 6 al 13 luglio. Oltre 100 atleti da 20 paesi gareggeranno sulle barche Foil MOT sulle acque tra Malcesine e Navene. Spettacoli, Mumford & Sons tornano all'Arena di Verona dopo 10 anni. Domani, lunedì 7 luglio, il concerto, il ritorno attesissimo della folk band britannica. E c'è da segnalare invece un lutto nel mondo dell'arte. Addio a Hélène de Franquis, fondatrice nel 1969 di Studio La Città. Hélène de Franquis ha contribuito a fare di Verona un punto di riferimento dell'arte contemporanea. E come sempre trovate su Daily anche i consigli cosa fare a Verona in provincia domani, lunedì 7 luglio, e come sempre anche sulle pagine della community le storie e le curiosità che ogni giorno vi raccontiamo. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Daily. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.